Franco Arese all'interno è stato il protagonista della 23esima edizione del Trofeo Caduti Biumensini, competizione svoltasi allo stadio Ossola di Varese. L'atleta della Ballangero che ha partecipato alla gara dei 1500 piani è stato il solo big presente. Gli altri sono stati infatti assenti giustificati, dal momento che quasi tutti sono impegnati nei ritiri di Schio e Viareggio in vista dell'incontro dell'1 e 2 agosto a Sarajevo per la Coppa Europa. Arese, dopo un inizio di attesa, superava il bravo Bronzi, che spariva di scena trovandosi tallonato da Gervasini e Scozzari, classificatisi nell'ordine. A metà dell'ultima curva, infatti, Arese forzava l'andatura, producendosi in uno sprint elettrizzante e cogliendo la vittoria con il tempo di 3 primi 46 secondi e 3, che fa ben sperare per i prossimi impegni. Nell'altra gara di fondo, i 3000 siepi, netta affermazione di Gretter col tempo di 9 primi 3 secondi e 5 davanti a Landi e Segrada. Per il resto, la serata, pur priva di prestazioni ad alto livello, è stata caratterizzata da un acceso spirito agonistico, che non ha certo annoiato i numerosi appassionati presenti, forse allettati anche dalla fresca serata, quanto mai propizia per una gara in notturna.